Gioielli a Palazzo Ducale. Uno dei componenti della banda è riuscito a scappare 2 giorni dall'arresto, ma è stato preso nuovamente. Si cerca il sesto complice. Sta commuovendo la donazione del bimbo di Mira al governatore Zaia svela: ci sono tanti piccoli Achille, li porteremo tutti a Rocca Pietore. E a Mira la notizia della lettera del bimbo si è diffusa rapidamente. I cittadini sono concordi nel dire che da un bambino di nemmeno 10 anni c'è davvero molto da imparare. Sono destinate a suscitare ancora polemiche le parole di Felice Maniero in una nuova intervista. Secondo l'ex boss della Mala del Brenta, la trattativa tra lui e lo Stato era quasi quotidiana. Nuove tensioni in quartiere Pertini a Mestre, un'anziana va in ospedale e la sua casa viene occupata abusivamente. Grazie alla generosità dei veneziani che li hanno donati, 3 nuovi apparecchi di ultima generazione entrano nel reparto di cardiologia dell'ospedale civile. Sport, niente da fare per gli Oro Granata, sconfitti sul parquet del Palasport Taliercio dagli avversari francesi 87-99. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. In primo piano ancora la cronaca con il furto di gioielli a Palazzo Ducale, perché uno dei componenti della banda è riuscito a scappare 2 giorni dopo l'arresto, ma è stato preso nuovamente. Intanto si cerca il sesto complice della banda, ma sentiamo i dettagli nel primo servizio. Era stato arrestato giovedì scorso dalla polizia croata. Dopo 2 giorni è riuscito a fuggire dalla finestra del bagno in attesa dell'interrogatorio del giudice, anche se la polizia serba ha riferito che aveva aggredito un agente per poter scappare. Ora è stato nuovamente preso. Si tratta del quinto componente della banda che ha messo a segno il clamoroso furto di gioielli a Palazzo Ducale lo scorso gennaio. All'appello manca però una sesta persona, latitante in Serbia e che secondo alcune ipotesi investigative croate potrebbe essere ancora in possesso del bottino, i gioielli della collezione dell'Emiro che vennero fatti sparire dalle teche di Palazzo Ducale, di cui attualmente non c'è traccia. Un valore sul mercato di 8.600.000 euro. Ma secondo la magistratura italiana è un'ipotesi lontana, come aveva dichiarato il procuratore all'indomani dell'arresto. Allo Stato i gioielli non sono stati ritrovati, sono in corso ancora delle perquisizioni in territorio straniero. Certo, il tempo trascorso dal fatto, che ricordiamo è dei primi di gennaio 2018, non fa ben sperare, almeno allo Stato, sul ritrovamento dei beni sottratti. Disappunto e grande sorpresa sono state le prime dichiarazioni del questore di Venezia Vito Gagliardi dopo aver appreso la notizia della fuga del ladro, che ora invece è stato assicurato alla giustizia. E sono destinate a suscitare ancora polemiche le parole di Felice Maniero in una nuova intervista. Secondo l'ex boss della Mala del Brenta, la trattativa tra lui e lo Stato era quasi quotidiana. In cambio di sconti di pena consentiva il ritrovamento di opere d'arte da lui stesso fatte rubare, come avvenuto per i gioielli della Madonna Nicopeia sottratti dalla Basilica di San Marco. Inediti retroscena del clamoroso furto di gioielli dalla Basilica di San Marco nel 1979 emergono dall'intervista rilasciata dall'ex boss della Mala del Brenta Felice Maniero a Roberto Saviano per il canale televisivo 9. Un comando era entrato all'alba del 23 febbraio, aveva stordito il guardiano e sottratto una collana di diamanti e altre pietre preziose che ornavano l'icona della Madonna Nicopeia, valore stimato all'epoca a 1 miliardo di lire. I gioielli vennero poi fatti ritrovare pochi giorni dopo alle forze dell'ordine. Faceva tutto parte di un accordo con esponenti dello Stato, racconta oggi Maniero, che dopo il pentimento e la scarcerazione ha cambiato volto e nome. Io avevo una pesante sorveglianza speciale, che dovevo essere a casa alle 7 e venivo controllato 3 volte al giorno, non ce la facevo più. Allora ho fatto fare il furto e poi ho contrattato... Quindi è una forma di riscatto, di sequestro con riscatto. Lo Stato nega, ma in realtà... C'è stato un meccanismo di questo tipo? Sì, mi hanno tolto la sorveglianza speciale e recuperato i gioielli. Un episodio tutt'altro che isolato, sostiene l'ex boss, non nuovo a dichiarazioni di questo tipo, sempre smentite con decisione dalle forze dell'ordine. Negli anni in cui il potere della Mala del Brenta era al suo apice, secondo Maniero le trattative più svariate con importanti esponenti dello Stato erano all'ordine del giorno. A me a casa me ne arrivavano 3 o 4 ogni giorno di
di potentati. Cioè uomini dello Stato, sì. Forze dell'ordine, servizi? Sì, sì. Ed è con loro che avveniva la trattativa? Sì, poi quando percepivo quella che mi sembrava più opportuna e la persona mi sembrava più affidabile, iniziavo i primi passi. La regione, parliamo ora della montagna devastata dall'ondata di maltempo, fa un primo bilancio del conto corrente attivato per la solidarietà con quasi 1 milione di euro di donazioni. Intanto sta commuovendo tutti il gesto del piccolo Achille, il bimbo di 9 anni di Mira, e dei suoi 5 euro donati. E da oggi il governatore Zaia: ci sono tanti piccoli Achille, li porteremo tutti a Rocca Pietore. Sentiamo. Sta commuovendo il Veneto il gesto del piccolo Achille, che a 9 anni ha mandato da Mira i suoi 5 euro in una lettera indirizzata al sindaco di Rocca Pietore come contributo per poter rivedere gli alberi sulle montagne. Anche per il presidente del Veneto questo gesto merita un premio, magari l'incontro del bambino con il primo cittadino del paese simbolo della devastazione nel Bellunese. Bisognerà farlo incontrare col sindaco di Rocca Pietore. Ma sì, ma penso che avverrà questo incontro, ne ho parlato con Andrea De Bernardini, mi ha fatto aver subito la lettera del piccolo e dei 5 euro, e questa lettera nella quale lui dice: mi piacerebbe fare il forestale. Beh, direi che è un bel segnale, no? Ma è un bel segnale anche di molti che versano, ci sono tanti bambini, a dire il vero, che mandano disegni, versano piccole cifre. Beh, Achille li rappresenta tutti, magari poi li metteremo tutti assieme a sti bimbi. Tanti piccoli Achille dunque, ma anche tanti adulti, famiglie, imprese, e l'immagine di un Veneto che vuole sostenere concretamente con quello che ha la sua montagna. Grazie intanto a tutti per le prime donazioni. Pensate che i veneti hanno donato nel conto corrente della regione quasi 1 milione di euro, 8.500 versamenti più o meno, per una media di oltre 100 euro da versamento. Grazie a tutti, a chi ha versato 1 euro, a chi ne ha versati 10.000, grazie a tutti. Continuate a farlo, sosteneteci. Sostegno nella certezza garantita dalla regione, dal suo governatore, che quanto versato finirà tutto in sostegno alle località colpite. Sostegno Veneto e sostegno dallo Stato. È di ieri sera il Consiglio dei Ministri che ha varato una prima tranche di denaro pubblico. C'è stata una prima erogazione di 50 milioni, dei quali noi abbiamo avuto 15 milioni, ce ne sarà un'altra di 200 milioni in settimana, dai quali dovremo avere una buona cifra, ma ce ne aspettiamo ancora tanti, visto e considerato che il danno è di circa 1 miliardo di euro. È una grande sfida, mai nessuno si è trovato a dover recuperare 100.000 ettari di bosco. È un terremoto con le case in piedi. 100.000 ettari di bosco è una novità assoluta anche nel campo delle catastrofi e del recupero di questi danni. Andiamo ora a Mira, dove la notizia della donazione del piccolo Achille si è diffusa rapidamente ed ha fatto in breve il giro del paese. Sentiamo cosa ci hanno detto i cittadini. Mentre i genitori del bimbo cercano di tenere un profilo basso lontano dai riflettori sull'iniziativa del figlio di inviare la lettera e i suoi risparmi 5 euro al sindaco di Rocca Pietore per dare un contributo, a Mira la notizia di questo gesto si è diffusa rapidamente e i cittadini sono concordi nel dire che da un bimbo di nemmeno 10 anni c'è davvero molto da imparare. È una roba molto bella, interessante. I bambini sono molto più intelligenti di noi. Forse i grandi, persone adulte, dovrebbero avere un po' più di coscienza di queste cose che sono successe, perché se un bambino di 5 anni ce l'ha, penso che uno, insomma, che un po' qualche anno in più dovrebbe averne un po' di più, e dopo c'è purtroppo molto egoismo, diciamo, nelle persone, perciò penso, come si dice, qualcuno dovrebbe mettersi la mano sulla coscienza. Tantissima sensibilità, in confronto a tanti grandi, tantissima sensibilità, proprio niente da dire. Lo conosce? No, non so chi sia, non so chi sia. Se lo incontrasse cosa gli direbbe? Niente, bravo, sei un grande, sei un grande. Bambino generoso e con una veduta. Qualcuno ha detto che ha molto da insegnare a tanti adulti. Certamente. Possibilità per queste famiglie. Come sempre i bambini a volte sono spontanei, sinceri, generosi. Tensione domenica scorsa in quartiere Pertini a Mestre per un clamoroso episodio di occupazione abusiva. Sentite cosa è successo. Le occupano la casa mentre si trova ricoverata in ospedale.
La disavventura è accaduta a un'anziana residente di via Camporese, in Rione Pertini, da sempre zona calda per le occupazioni abusive. A installarsi nel suo alloggio una donna con i suoi 2 figli minori, che però il giorno successivo si è vista bussare alla porta da un nutrito gruppo di esponenti del comitato di quartiere. I vicini si sono allarmati, qui abbiamo un forte comitato di quartiere e un controllo di vicinato molto attivo, sono andati a bussare la porta alla domenica mattina e quando questa ha aperto la porta gli hanno detto con molta gentilezza che se ne deve andare. Questa non voleva andarsene via, adducendo che aveva le chiavi consegnate da chi ci abita. In effetti questa signora aveva fatto le pulizie qualche volta saltuariamente e quindi si era trattenuta le chiavi. Al rifiuto della donna di abbandonare l'appartamento, i residenti hanno chiamato i carabinieri, che sono arrivati sul posto trovando una situazione carica di tensione. Dalle 10 di mattina fino alle 14:30 c'è stata una lunga trattativa per far andare via questa occupante. Quello delle occupazioni abusive è un rischio sempre presente, spiega Giorgio Rocelli, ma in attesa che gli alloggi ATER attualmente sfitti vengano assegnati, vogliamo avvisare i malintenzionati che nel nostro quartiere chi vuole insediarsi senza titolo troverà sempre la ferma resistenza di una rete di cittadini impegnati a controllare la situazione. Abbiamo un legame fra noi, ci chiamiamo, abbiamo anche consegnato oltre 500 fischietti, ci chiamiamo, ci telefoniamo, ci mettiamo in WhatsApp, quindi è un quartiere che è tenuto sott'occhio, quindi attenzione, se qualcuno è malintenzionato noi non lo facciamo passare. Una notizia di cronaca, ora la leggiamo insieme dal sito di Venezia Today. Arriva da Venezia, centro storico, un agente è stato aggredito da un detenuto in carcere a Venezia. L'episodio questa mattina, la denuncia è del sindacato SAP. Un'altra aggressione c'era stata anche la sera prima, situazione quindi di alta tensione al carcere veneziano. Ed ora una donazione, invece una buona notizia, quella appunto di una donazione dei veneziani che hanno donato 3 apparecchi di ultima generazione al reparto di cardiologia dell'ospedale veneziano. Vediamo. L'Associazione Amici del Cuore di Venezia ha donato alla cardiologia dell'ospedale civile 3 elettrocardiografi di ultima generazione. Gli apparecchi, il cui valore complessivo è di circa 13.000 euro, saranno utilizzati per gli elettrocardiogrammi e sono in grado di digitalizzare i tracciati registrati in modo da poterli rendere trasmissibili o conservabili senza la necessità di stamparli su carta. La digitalizzazione abbatte completamente l'errore del sanitario, perché insita in se stesso delle forme di controllo di quello che si fa. L'elettrocardiogramma è la riproduzione grafica dell'attività elettrica del cuore durante il suo funzionamento, registrata a livello della superficie del corpo. La sua analisi fornisce al medico informazioni indispensabili per trattare tutte le patologie legate al sistema cardiocircolatorio, ma le alterazioni del tracciato hanno un ruolo fondamentale anche nella diagnosi di molte situazioni cliniche non cardiologiche. Siamo orgogliosi, sottolineano gli Amici del Cuore, di contribuire con questa donazione e con altre che stiamo preparando alla vita dell'ospedale. Questa donazione, gli fa eco il direttore dell'Ustre Serenissima Giuseppe Dalben, è l'ennesima conferma di un rapporto virtuoso che lega la città al suo ospedale. Mentre la struttura si rinnova, i veneziani confermano di saper contribuire a questo rinnovamento, a volte addirittura precedendolo. Certamente stiamo cercando di fare del CIE di Venezia un ospedale degno della città di Venezia. Abbiamo lavorato su indicazione del Presidente della Regione in maniera tale da dare appunto ai veneziani questa struttura sanitaria che sia veramente una struttura all'altezza della situazione. Venezia è città del mondo, a Venezia arriva tutto il mondo e quindi è necessario che ci sia questo ospedale moderno, funzionale, accogliente per appunto tutti, non solo i residenti ma anche a chi appunto arriva da fuori. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. Linea alla regia, ci rivediamo tra pochissimo con un'iniziativa dedicata alle famiglie in difficoltà del Comune di Venezia. Ed eccoci nuovamente in diretta con l'edizione veneziana dei nostri TG, spesa gratis per le famiglie in difficoltà del Comune di Venezia. Sentiamo.
È stato inaugurato nei giorni scorsi alla Casa dell'Ospitalità di Mestre, in via Santa Maria dei Battuti, l'emporio solidale dedicato ad anziani e famiglie in difficoltà. Questo spazio prevedrà la possibilità per queste famiglie, su indicazione dei servizi sociali del Comune di Venezia, di accedere a questo emporio dove fare una spesa gratuita con una tessera a punti che ogni mese viene poi ricaricata. Le persone in difficoltà per la perdita del lavoro o per altre cause contingenti segnalate dagli uffici comunali potranno fare la spesa gratuitamente, scegliendo i generi alimentari che saranno offerti da associazioni, esercizi commerciali o singoli cittadini di buona volontà. Chiunque può donare pasta, olio, pomodoro, tonno e altri generi di prima necessità. Lo scopo è dare un aiuto materiale a quelle persone che non hanno il coraggio, alle volte la dignità di andare in coda alle mense per i poveri, che rispondono a altri tipi di utenza, magari non so, senza dimora, l'ex tossicodipendente, lo straniero o altre realtà, e quindi fanno fatica ad accedere a questi servizi. E siamo dalla pagina dello sport con il basket, complice la stanchezza, questa volta l'Umana Reyer non ce l'ha fatta a vincere in Europa contro Nanterre. Sentiamo. Niente da fare per gli orogranata battuti sul parquet casalingo del Palasport a Liercio dagli avversari francesi, 87-99. Abbiamo inseguito per tutta la partita, soprattutto all'inizio, che ci siamo trovati sotto di tanti punti, abbiamo fatto un grande sforzo per riprendere l'inerzia della partita e nel terzo quarto abbiamo prodotto ancora un altro sforzo che ci ha portato 10 punti avanti. Credo che lì abbiamo fatto l'errore capitale di rilassarci e fare un passo indietro in difesa, concedendo a Nanterre di rientrare troppo in fretta, e poi difensivamente nell'ultimo quarto ci siamo disuniti, anche perché abbiamo perso poi dei riferimenti. De Ron era al rientro adesso, Ostindè era fuori, diciamo tante situazioni dove abbiamo giocato con tanti giocatori fuori ruolo, ma al di là di questo non vuole essere una scusa. Credo che abbiamo giocato una partita sotto le nostre possibilità dal punto di vista difensivo, rincorrendo una squadra che invece ha giocato una partita lineare. Il rammarico è soprattutto perché in una partita così difficile per noi, brutta per noi nel senso di letture, la partita era stata girata. Il primo quarto per i ragazzi di coach De Raffaele infatti è stato decisamente negativo, anche se poi la squadra è riuscita a rientrare in partita, ma il risultato alla fine non è cambiato. Secondo il coach, la stanchezza di tante partite vicine si sta facendo sentire. Credo che il segnale sia un segnale da interpretare in maniera un pochino più profonda, ovvero che la testa fa sempre la differenza, e giocare tante partite di questo livello ogni 3 giorni richiede un'applicazione mentale massimale per ogni possesso, perché non c'è una partita facile né tantomeno in Italia, ma ancora di meno in Europa. Questa è una cosa che dovremmo imparare, dobbiamo imparare tutti, perché altrimenti si pensa comunque che poi tutto venga di inerzia. Invece credo che la nostra attenzione mentale sia fondamentale, soprattutto a livello difensivo, perché poi sono dei meccanismi che quando scende un po' la condizione fisica rischi di pagare se non hai attenzione su ciò che è stato preparato, e magari poi metti anche in difficoltà i compagni. È tutto, grazie per essere stati con noi, vi ricordo l'appuntamento con 20:10, subito dopo i TG. Questa sera torneremo a parlare dell'ondata di maltempo con Giampaolo Bottacin, assessore alla protezione civile della Regione Veneto. Grazie per la cortese attenzione, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Asciutto sulle nostre regioni, ma sarà una giornata piuttosto grigia. Vediamo il dettaglio. Sullo Veneto al mattino nubi basse con locali foschie sulle pianure occidentali in rapido dissolvimento col passare delle ore. Nel pomeriggio situazione praticamente immutata, ma con qualche schiarita soleggiata in più. Temperature minime tra 7 e 10 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 11 e 15 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Sarà una giornata piuttosto grigia anche sulla nostra regione, il tempo sarà stabile, tuttavia il cielo risulterà irregolarmente nuvoloso e a tratti anche coperto al mattino, dal pomeriggio invece sarà maggiormente presente il sole. Temperature minime tra 7 e 8 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 13 e 15 gradi.
Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, nubi basse e locali foschie o nebbie specie sulle vallate del Trentino, al mattino più soleggiato invece altrove. Dal pomeriggio più sole un po' su tutti i settori della nostra regione. Temperature minime tra 5 e 11 gradi, valori massimi compresi invece tra 14 e 16 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.